comitato di Luigi Rizzo Sindaco, siamo con Vanni Di Pierro. Vanni, un commento a caldo sull'esito del voto? L'esito per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il Partito Democratico e Luigi Rizzo, è certamente un esito deludente, anche se aspettato. Ce lo aspettavamo un risultato di questo tipo, perché poi i ballottaggi confermano quasi sempre l'andamento del primo turno, e questo è avvenuto anche questa volta. Abbiamo sperato fino all'ultimo qualche cambiamento di nuovo dell'elettorato, ma questo non è avvenuto. Onore a Luigi Rizzo, che comunque ha deciso di combattere questa battaglia fino in fondo. Non era facile trovare un candidato che si spendesse così tanto, perché comunque non era facile trovare un'alternativa per Pino Sozzi, che è molto radicato nel paese. Onore a lui. Onore a Luigi Rizzo, onore a Pino Sozzi che ha vinto questa elezione, perché lui con la sua posizione ha vinto. Faccio gli auguri che possa gestire al meglio il turno delle carte. So che si so che è un compito difficile, ma lui è certamente un politico navigato, non all'altezza della situazione. Onore a Luigi Rizzo, che ha preso in mano le redini del centro-sinistra in un momento non semplice, in un momento particolare in cui ci sono ancora forti personalismi, risentimenti personali, ripicche, che hanno portato a una frammentazione del quadro politico, una direzione che ahimè sussiste ancora. Se posso dire qualcosa, noi abbiamo cercato di dare un progetto per un nuovo centro-sinistra, oltre a Luigi abbiamo fatto anche l'apparentamento col SEL, ma non legato alla spartizione dei portoni, perché questo non è, dobbiamo essere sinceri. Il problema è cercare di creare assieme a questi due partiti e assieme ai giovani che sono avvicinati in questa campagna elettorale il futuro del centro-sinistra, che non può essere solo questo, ma certamente invece parte dall'aggregazione di due partiti importanti e della collaborazione con l'Unione di Centro, che in questo caso ha dato un apporto alla scienza. C'era qui fuori un gruppo di giovani che si diceva abbastanza che non dei vincitori, così venuti qui a vincere davanti. Sarà questa secondo lei la dialettica che si va a impostare tra maggioranza e opposizione per il futuro? Va bene, io adesso non vorrei ingigantire troppo le questioni. Io spero che non si arriverà allo scontro fatto tra opposte fazioni e basta, perché qui dobbiamo anche progettare un futuro per le carte, che tra l'altro non è neanche slegato da quello che sarà il futuro nazionale. Abbiamo visto gli esiti per noi importantissimi di questa elezione. Io penso che non possiamo esimerci, soprattutto le persone di buona volontà, da far calmare gli animi e pensare a un rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, perché non sai che faremo opposizione a questa amministrazione. Ringraziamo Vanni Di Pierro dal Comitato Elettorale di